La moda per il Trevigiano è uno dei settori più importanti del tessuto economico, un fiore all'occhiello per questo territorio che conta oltre 1000 laboratori artigianali, dalle scarpe agli abiti fino agli accessori, ma sempre più spesso è presente lo spettro della concorrenza sleale, operai sottopagati, laboratori in nero, il grido d'allarme arriva direttamente dalla Confartigianato. All'interno del settore manifatturiero il settore della moda è quello con la più alta quota di lavoro sommerso e questo ovviamente preoccupa le piccole imprese e gli imprenditori artigiani che soffrono quotidianamente una concorrenza sleale molto pesante. I danni relativi alla contraffazione e alla concorrenza sleale sono enormi. Basti pensare che su 1000 laboratori artigianali regolari che lavorano per i grandi marchi, ce ne sono circa 300 irregolari che utilizzano manodopera sotto costo. I danni ce li abbiamo per una concorrenza sleale fatta da tanti laboratori che lavorano in nero, non rispettano le regole, non pagano i contributi, quindi loro possono scendere a prezzi molto stracciati usufruendo di questo sistema di lavoro, insomma. Ci vuole una normativa chiara che tuteli questi artigiani e questi convegni, spiegano, sono fondamentali per sensibilizzare chi opera nel settore. Occasioni come oggi sono elemento indispensabile per lanciare questi allarmi. Noi ci siamo ancora molto forti, abbiamo coraggio, abbiamo cuore, come ho detto ieri durante una delle sfilate che avete benissimo organizzato qua in questo territorio, però a suo tempo bisogna richiamare il governo affinché tutta la struttura governativa sia in prima linea con noi, mettendo nell'agenda il servizio di tutela per le aziende, soprattutto quelle artigiane, che sono quelle che hanno più difficoltà a far valere i propri diritti. Oggi un laboratorio in nero viene multato con una sanzione di 300 euro, spiega Vendemiano Sartor, presidente della Confartigianato di Treviso, e resta chiuso 2 giorni al massimo, poi riapre. Ci vogliono, dice, sanzioni più severe.